Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Palermo, attesa per il rientro di Schifani da Bruxelles. Il governatore pronto a rimuovere i dirigenti della sanità indagati dalla procura. Il PD chiede le dimissioni del presidente della regione e organizza un sit-in nel pomeriggio. Martedì manifestazione dell'opposizione sotto Palazzo d'Orléans. Intanto nell'inchiesta Cuffaro, oltre che su appalti truccati e talpe, la procura allarga lo sguardo su altri filoni che potrebbero riservare nuove sorprese. In un'altra inchiesta sulla sanità siciliana, la procura di Palermo chiede 12 arresti per corruzione nelle gare d'appalto negli ospedali Civico e Villa Sofia del capoluogo. Siracusa truffa sul super bonus per oltre 10 milioni di euro. La Guardia di Finanza scopre un condominio fantasma creato a tavolino per accedere illecitamente ai fondi dell'agevolazione fiscale. Catania, candidata a capitale della cultura 2028. L'amministrazione invita i cittadini a valorizzare questa opportunità e punta a contrastare carenza di servizi, degrado e dispersione scolastica. Al Teatro Pirandello di Agrigento mostra dello strumento musicale popolare, un'esposizione unica che coinvolge anche le scuole. La melodia come linguaggio universale di pace, in grado di unire i popoli. Calcio per il Palermo e vigilia di campionato. Domani per il rosanero c'è l'esame Juve Stabia. Inzaghi non dovrebbe cambiare formazione rispetto all'11 vittorioso contro il Pescara. Catania, l'attesa dei tifosi. I rossazzurri tornano al Massimino e sarà la solita grande cornice di pubblico. Avversario l'Altamura. Toscano medita di confermare il centrocampo e se lanciare dal primo minuto Caturano. Il Trapani deferito al Tribunale Federale Nazionale. Bentrovati. Il terremoto giudiziario che ha coinvolto Cuffaro e altri dirigenti regionali non scoraggia Schifani. Il suo proclama è pubblicato sui social. Probabile comunque l'imminente convocazione di una giunta anche per la revoca dei dirigenti della sanità indagati dalla Procura di Palermo, ma dall'opposizione il PD organizza un sit-in proprio per chiedere al governatore di dimettersi. Roberta Lunghi. Renato Schifani non si ferma, lo scrive sui social in un post fatto per spazzare via le indiscrezioni circa un suo passo indietro, il conseguente azzeramento della giunta. Si tratta solo di fake, dice il presidente sui social, la Sicilia viene prima di tutto. Il clima resta comunque pesante nell'attesa di una possibile convocazione straordinaria degli assessori proprio oggi, come auspicato durante il lungo vertice di maggioranza di ieri, che non ha un'ora fissata ma che potrebbe scattare da un momento all'altro con il rientro anticipato del governatore da Bruxelles. Decisioni importanti? Di certo, per i partiti della maggioranza, come emerso dal vertice, conta la definizione della manovra finanziaria, dove bisogna puntellare le richieste che provengono da Fratelli d'Italia, in Movimento per l'Autonomia da una parte e della Lega con la DC dall'altra. Ma il terremoto giudiziario non può non comportare le decisioni di pulizia del governatore. Via i dirigenti coinvolti nell'inchiesta della Procura di Palermo con il direttore generale dell'ASP di Siracusa Caltagirone, già autosospesosi, e la posizione pendente di Maria Letizia Di Liberti a capo del Dipartimento della Famiglia. Quanto alle opposizioni, alle 17 di oggi il sit-in del PD con lo slogan Cuffaro, Romano, Schifani, mandiamoli via, e con un'altra manifestazione giorno 11 dell'intera area progressista sotto Palazzo d'Orléans per chiedere le dimissioni del presidente, mentre controcorrente di Ismaele Lavardera invade Palermo e Catania di manifesti che inneggiano alle dimissioni del vero governatore, Totò Cuffaro. Non solo appalti truccati e talpe. Nell'inchiesta della Procura di Palermo sono in vista altri filoni ancora inesplorati. Per il momento buona parte delle intercettazioni che vengono fuori non hanno rilevanza penale, anche se svelano un inedito reticolo di contatti. Manlio Viola.
Nell'inchiesta della Procura di Palermo sui presunti appalti truccati in Sicilia ci sono altri filoni che non hanno portato fino ad oggi a iscrizione nel registro degli indagati. L'inchiesta sull'ex presidente della regione sarebbe iniziata 3 anni fa. Siamo nel 2022 quando la campagna elettorale per il comune di Palermo entra nel vivo, dunque prima ancora dell'elezione di Schifani a presidente della regione. Cuffaro si relaziona con un noto manager di un altrettanto noto locale palermitano. Si tratta di Santo Castiglione, in passato sospettato di aver impiegato soldi del presunto boss Capizzi nella sua attività, in una inchiesta che però era già stata archiviata con un nulla di fatto. I due sono impegnati nella campagna elettorale sia per Cuffaro che per Daniele Papa, candidato al Consiglio Comunale, che però otterrà soltanto 206 voti senza riuscire ad essere eletto. La procura intercetta anche l'incontro tra Cuffaro e la moglie di Capizzi, ma senza rilevanze penali. Circa un anno dopo, nelle carte compare un altro amico storico di Cuffaro, Mimmo Di Carlo. Racconta all'ex presidente di aver sentito di intercettazioni a suo carico e di averlo appreso da una conversazione del genere con un collega della DIA mentre gli portava la ricotta fresca. Neanche lui risulta indagato. Elementi questi ed altri che però la procura mette in fila insieme all'esistenza della presunta talpa il tenente colonnello Palminteri, indagato lui sì per rivelazione di segreto d'ufficio, e dell'altro racconto incidentale del funzionario dei servizi segreti Paradiso. Insomma, i teoremi della procura non si basano soltanto sulle figure degli indagati, ma anche su un reticolo di conoscenze personali, anche se non rilevanti penalmente. Ma c'è un'altra inchiesta sulla sanità siciliana. La Procura di Palermo infatti chiede 12 arresti per corruzione nelle gare di appalto negli ospedali Civico e Villa Sofia del capoluogo. Figura considerata centrale dagli investigatori quella del commercialista corleonese Antonino Sciacchitano, già ai domiciliari. Roberta Lunghi ancora. Sanità siciliana ancora una volta sotto i riflettori della Procura di Palermo, che ha chiesto 12 arresti, 8 dei quali in carcere, 4 ai domiciliari e 3 interdittive per altrettante società. In una indagine che ricostruisce un sistema di tangenti e appalti pilotati tra aziende pubbliche, gli ospedali palermitani, Villa Sofia, Cervello e il Civico, e le imprese private. Al centro delle indagini c'è ancora Antonino Maria Sciacchitano, 65 anni, il commercialista originario di Corleone, già posto ai domiciliari nel mese di giugno scorso nel primo filone dell'inchiesta Sorella Sanità Bis. Per lui arriva un'altra richiesta di detenzione in carcere. Sciacchitano avrebbe incassato una mazzetta di 25.000 euro per agevolare imprese amiche nella fornitura di materiale chirurgico, macchinari e dispositivi medici. Tra gli episodi più recenti, la gara da 47 milioni di euro per la sterilizzazione del materiale chirurgico del Civico. Tra le richieste ai domiciliari con braccialetto elettronico anche la palermitana Alba Cristodaro, 47 anni, responsabile unico del procedimento all'Arnas Civico di Palermo. Le 3 società coinvolte, Servizi Ospedalieri e Medical e Pacifico SRL, rischiano il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per 1 anno. Tragedia all'ospedale di Agrigento, un uomo di 47 anni muore dopo 2 interventi chirurgici. La procura apre un'inchiesta e indaga 4 medici per omicidio colposo, disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Davide Sardo. È morto a soli 47 anni dopo 2 interventi chirurgici. Una tragedia su cui la Procura di Agrigento vuole fare piena luce. L'uomo di Porto Empedocle sarebbe deceduto per una sospetta occlusione intestinale. La polizia ha già sequestrato le cartelle cliniche. 4 medici dell'ospedale San Giovanni di Dio sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo. Si tratta di un atto dovuto, necessario per consentire loro di partecipare all'autopsia e difendersi da eventuali accuse. Tutto è cominciato il 29 ottobre, quando l'uomo si è presentato al pronto soccorso con forti dolori addominali. Dopo i primi accertamenti è stato ricoverato in chirurgia, dove è stato sottoposto a un intervento. Dopo l'operazione è stato trasferito in rianimazione. Le sue condizioni sembravano in miglioramento, ma dopo qualche giorno è sopraggiunto un nuovo peggioramento. I medici hanno deciso di intervenire di nuovo, ma il paziente è morto il giorno successivo. La Procura ha nominato un consulente medico legale per stabilire cosa abbia provocato la morte. Anche la famiglia, assistita dal proprio legale, vuole chiarezza e giustizia su una vicenda che ha scosso l'intera comunità empedoclina.
A Catania, denunciato dai carabinieri del NAS, lo studente di medicina che aveva creato un ambulatorio di estetica abusivo. Sui social si faceva chiamare Dottor B. Secondo gli investigatori, nei soli primi 4 mesi dell'anno aveva realizzato un giro di affari di oltre 75.000 euro, naturalmente illeciti. Scoperta dalla Guardia di Finanza di Siracusa una nuova truffa legata ai bonus edilizi. Un'impresa di costruzioni aveva creato un condominio fantasma per accedere al superbonus sul 110%, sequestrati beni e crediti per oltre 10 milioni di euro. Emanuela Corsi. Un condominio fantasma creato a tavolino per accedere al superbonus 110. È l'ultima truffa sui bonus edilizi scoperta dalla Guardia di Finanza di Siracusa, che ha portato al sequestro preventivo di beni e crediti d'imposta per oltre 10 milioni di euro. Tra gli indagati una società e 10 persone fisiche. Secondo la procura, la truffa, ideata dal rappresentante di una società di costruzioni siracusana, è partita dall'acquisto per circa 1 milione di euro di un albergo in disuso di oltre 5.000 metri quadrati. Dopo l'acquisto la società ha proceduto al frazionamento catastale dell'immobile, ricavando 101 unità tra appartamenti, box out e moto, e successivamente alla stipula di 5 contratti preliminari di vendita con persone compiacenti, tra cui la moglie del rappresentante legale e alcuni familiari dei soci, che hanno inscenato un'assemblea per costituire il condominio. In questo modo è stato possibile simulare l'esistenza di un condominio, requisito necessario per accedere alle agevolazioni fiscali, ottenendo indebitamente crediti d'imposta per oltre 10 milioni di euro. Grazie al superbonus, l'ex albergo è stato trasformato in questo moderno complesso residenziale. Al termine dei lavori, la società ha inviato all'Agenzia delle Entrate un'istanza per il riconoscimento di crediti d'imposta per circa 15 milioni di euro, ottenendo agevolazioni per 10 milioni. Un'operazione illecita, visto che le agevolazioni fiscali previste dal superbonus 110 non possono essere ottenute per l'esercizio di attività d'impresa e per ristrutturare un immobile a spese dello Stato al fine della successiva vendita degli appartamenti. A Enna la Guardia di Finanza ha denunciato 62 persone che incassavano il reddito di cittadinanza o l'assegno di inclusione in assenza dei requisiti necessari. Secondo gli investigatori superano i 300.000 euro le risorse pubbliche ottenute illecitamente dagli inquisiti, che sono italiani e stranieri. L'INPS recupererà il denaro. A Ravanusa arrestati 4 degli autori del pestaggio avvenuto lo scorso ottobre nella villa comunale. Un 50enne era finito in ospedale con gravi lesioni all'agguato. Sono accusati di avere partecipato anche 2 minorenni. A Bagheria rubavano auto e moto e poi chiedevano soldi ai proprietari con il metodo del cosiddetto cavallo di ritorno. Indagati 7 ladri e altre 8 persone, compresi i proprietari dei mezzi trafugati che avevano ceduto all'estorsione. Voltiamo pagina. Catania si candida a capitale italiana della cultura nel 2028, tra luci e ombre di una città che sogna il riscatto, un progetto che diventa una sfida. Prima di diventare capitale della cultura, la città deve sapersi rinnovare. Eva Spampinato. La città della cultura non è soltanto quella di chi fa abitualmente cultura, ma chi si è impegnato in questo progetto molto ambizioso. Catania si candida a diventare capitale italiana della cultura 2028, una sfida ambiziosa che profuma di riscatto, ma impone anche uno sguardo lucido sulle ferite ancora aperte della città, dal degrado urbano ai servizi carenti, dalla dispersione scolastica a un centro storico che alterna splendore barocco e abbandono, da una mobilità sostenibile che non esiste alle nuove piazze ristrutturate con l'augurio che non vengano presto vandalizzate, fino all'ennesimo colpo duro subito dai cittadini, che ha un colore, il blu, non quello del cielo, ma quello delle strisce. Eppure, dietro i problemi pulsa una vitalità che non si arrende. L'amministrazione comunale invita i cittadini a fare squadra, a trasformare questa candidatura in un laboratorio di orgoglio collettivo.
Deve partecipare, deve continuare a partecipare, deve seguirci, deve seguire la candidatura e sentirla sua, avere un orgoglio positivo, ovviamente non esclusivo, come dire, troppo borioso, di far parte di questo progetto e sentire di avere qualcosa da insegnare al resto del paese e alle altre città. Catania ha una misura di città per cui non è troppo grande, non è troppo piccola e per cui questo sviluppo, questa crescita non è foriera, non è sinonimo di diseguaglianza. Si cresce senza lasciare indietro nessuno. Perché se Catania vuole davvero essere capitale della cultura, deve prima tornare ad essere capitale di se stessa. A Ragusa, nascosto per oltre 80 anni sotto il palazzo del municipio, riapre un rifugio antiaereo, è un luogo della memoria che racconta paure e speranze di una comunità al tempo della Seconda Guerra Mondiale. Veronica Barbarino. C'è un luogo sotto i piedi di Ragusa che torna a parlare e racconta una storia. È il rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale sotto il palazzo del municipio, rimasto chiuso per oltre 80 anni e che oggi rivede la luce. Lungo circa 50 metri e articolato su 2 livelli, ha un cunicolo principale e 2 corridoi laterali. Quando le sirene suonavano e il boato degli aerei si avvicinava, qui dentro circa 300 persone correvano a cercare riparo. Tra il 1942 e il 1943 il periodo di utilizzo. Non è il solo presente in città, non è il solo presente in centro storico e tra l'altro in periodo bellico vengono utilizzate non solo questi rifugi artificiali, queste cavità artificiali, ma anche le cavità naturali o le latomie di Cava Gonfalone o le grotte della Santa Domenica. Un viaggio nel tempo dove la memoria collettiva riaffiora in ogni dettaglio. Una porta blindata contro il nemico e una cucina per i giorni più bui. E ancora scritte sui muri. Tutto racconta la paura e la speranza. Il punto più basso del rifugio, con le testimonianze dell'epoca, appunto del 1942, del 1943, i cognomi, i nomi, ma anche addirittura ci dicono quando suonava l'allarme del 1942 che è delle ore 24, ho qui decessi per FIFA, quindi la paura, o del signor Brugaretta, di Carbonaro, insomma, come vedete era tutti cercavano di lasciare la propria firma. Dal dopoguerra in poi il rifugio diventa un deposito e solo adesso questo luogo torna a essere spazio di memoria, un percorso per non dimenticare e non commettere gli errori del passato. Certamente. Lasciamo Ragusa, andiamo ad Agrigento per un viaggio tra suoni e culture dei 5 continenti. Al Teatro Pirandello, mostra dello strumento musicale popolare mondiale, un'esposizione unica che coinvolge anche le scuole. Davide Sardo. Un mondo di suoni, tradizioni e culture racchiuso in un'unica mostra. Al Teatro Pirandello di Agrigento è aperta la mostra dello strumento musicale popolare mondiale Claudio Crescenzo, un percorso affascinante tra strumenti provenienti dai 5 continenti. Tamburi africani, flauti andini, ghironde europee, sitar indiani. Ogni strumento racconta una storia, un popolo, un'emozione. L'esposizione, promossa dal Comune di Agrigento nell'ambito di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, è realizzata con le associazioni Fabaria Folk e Gergent. Aperta anche alle scuole, la mostra offre agli studenti l'occasione di conoscere da vicino le diverse tradizioni musicali del mondo e di scoprire l'eredità lasciata da Claudio Crescenzo, appassionato, collezionista e studioso. Una collezione nata da mio padre Claudio Crescenzo, che durante tutti i viaggi fatti con il gruppo folcloristico ma anche personalmente ha raccolto questi strumenti nelle varie nazioni e adesso li mettiamo in mostra per far conoscere agli agrigentini, alle scolaresche e naturalmente ai turisti che verranno qui al Teatro Pirandello. Un viaggio tra suoni, culture e ricordi che unisce passato e presente nel segno della passione e della conoscenza. È il momento della nostra breve pausa, subito dopo il calcio, con la vigilia di campionato del Palermo, i dubbi di Toscano sulla formazione del Catania da mandare in campo contro l'Altamura e poi il deferimento del Trapani. È stato con noi, vi aspetto.
Lorenzo, vigilia di campionato per il Palermo che domani va alla ricerca di punti e conferme contro la Juve Stabia. Inzaghi non dovrebbe cambiare formazione rispetto all'ultimo match vinto contro il Pescara. Marco Gullà. Se il Palermo è realmente guarito, occorrerà un'altra prova. E allora la partita di domani al Mente di Castellammare contro la Juve Stabia sarà radiografica sullo stato della squadra di Inzaghi. Al Palermo, dopo la vittoria sul Pescara, occorre un'altra vittoria prima della sosta. I campani stanno attraversando una fase negativa sia sul piano tecnico che fuori dal campo, ma contro il Palermo, ultimamente, hanno sempre sfoderato grandi prestazioni, come nel primo turno playoff della stagione scorsa. Inzaghi sembra intenzionato a confermare in larga parte la squadra che ha vinto e convinto contro il Pescara. Un cambio però sarà inevitabile. Gomez è infortunato e dovrebbe rientrare soltanto dopo la sosta. Anche Gyasi resterà ai box. L'allenatore rosanero potrebbe affidarsi nuovamente al 3-5-2, mantenendo così equilibrio e continuità rispetto all'ultima uscita positiva. In attacco Brunori è favorito sull'Eduaron nel consueto ballottaggio per affiancare Poyampalo. Il capitano, reduce dal suo primo gol stagionale, potrebbe partire titolare per la prima volta in trasferta. Palumbo sarà ancora schierato come mezzala. Domani fischio d'inizio alle 17:15. Attesa per Catania Altamura, domenica al Massimino. Toscano ritrova Pieraccini in difesa, ballottaggio davanti tra Forte e Caturano, anche se sono diverse le ipotesi che l'allenatore sta valutando. Francesco Triolo. È la corsa al biglietto a certificare l'attesa che si vive per la partita di domenica pomeriggio quando il Catania ospiterà al Massimino il team Altamura. Più di 3.000 italiani venduti dall'apertura della prevendita. Curva Nord esaurita già da mercoledì, a breve anche la Sud. Una previsione di 17.000 spettatori pronti a spingere i rossazzurri. Il Pari di Caserta ha lasciato la voglia di rifarsi, non solo nella squadra ma in tutto l'ambiente. Il primo posto è a portata di mano e la squadra di Toscano non ha proprio voglia di fermarsi. L'allenatore in settimana ha provato diverse soluzioni in vista del match contro i pugliesi. La squalifica di Gherardi può essere, attutita dalla disponibilità di Pieraccini, che seppure ha lavorato inizialmente a parte, può considerarsi a disposizione. A centrocampo invece si va verso la conferma della coppia di Tacchio-Quaini, ma non è da escludere un'altra ipotesi, quella dell'inserimento dal primo minuto di Jimenez. In attacco si parte con un ballottaggio tra Forte e Caturano per la maglia di prima punta, ma non è escluso che possano giocare insieme. In quest'ultimo caso Ciccerelli dovrebbe essere l'uomo che agirà dietro, con Lunetta inizialmente in panchina, pronto per essere gettato nella mischia e cambiare il ritmo alla gara. Del resto, proprio Lunetta ha dimostrato di avere un grande impatto proprio a partita in corso. Rischia un'altra penalizzazione il Trapani, la società granata deferita al Tribunale federale per non aver rispettato la scadenza del 16 ottobre per il pagamento di una parte degli stipendi, nonché quanto dovuto a INPS e IRPEF, deferiti contestualmente il presidente Valerio Antonini e 2 dipendenti della società. Franco Cammarasana. Rischia di dover scontare altri punti di penalizzazione il Trapani, oltre a quella di 8 punti che sta scontando per irregolarità amministrative relative alla scorsa stagione. Il procuratore federale ha deferito infatti la società granata al Tribunale federale per non aver provveduto entro la scadenza del 16 ottobre al pagamento di una parte degli stipendi, nonché al versamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF. Deferiti anche il presidente Valerio Antonini e i dipendenti Vito Giacalone e Andrea Oddo e il sindaco unico della società Salvatore Castiglione per aver effettuato il pagamento attraverso bonifici bancari e addebiti su conti correnti diversi dal conto corrente intestato al Trapani Calcio dedicato al pagamento di INPS e IRPEF e per altre irregolarità amministrative. Alla società granata è stata contestata anche la recidiva, considerato che la scorsa primavera gli è stata comminata un'altra penalizzazione. Sulla questione la società ha comunicato di aver inviato alla Procura federale tutta la documentazione comprovante i pagamenti effettuati ai giocatori e i versamenti di INPS e IRPEF. Non specifica però se ha rispettato la scadenza del 16 ottobre, cosa che le avrebbe evitato il deferimento.
Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.